6. Ci siamo! Ci siamo, amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da San Pietro a Maida, nel Palazzetto dello Sport, finale di Coppa Calabria, Serie C maschile. Ad affrontarsi saranno la pallavolo Jolly 5 fronti e bel volley, bel vedere. Non a caso, prima in classifica contro seconda in classifica. Presentati gli arbitri dell'incontro, primo arbitro Mazzantonio, secondo arbitro Cavalieri Alessandro. Qui con me alla telecronaca, come sempre, Renato Gallo. Buonasera, salve, buonasera da San Pietro a Maida, la regia sempre di Annalisa Gallo. Tutto pronto, tutto grande partecipazione di pubblico cinquefrontese, arrivati con auto, pulmini e pullman. E subito si fanno sentire i tifosi della Jolly. Ovviamente il ritardo della partita era prevista per le 18, massimo 18:30, sono le 19:50, dobbiamo iniziare. C'è stata una partita precedente, la finale di Coppa Calabria Serie D, con il risultato di 3-1 di set. Squadre che si sono salutate. Per Campo Calabro si è aggiudicata la Coppa, Gabriele. Sì. Noi questa volta due ex in campo, Salmena e l'altro non lo ricordo, se tu ricordi. No, non mi ricordo, no. Il numero 7. I dirigenti se lo sono ricordati. C'era anche un giovane che se l'è ricordato, che faceva le dirette tempo fa. Stavo dicendo, postazione diversa la nostra rispetto all'incontro di campionato di 2 settimane fa. Siamo appollaiati su un tetto, come vedete, nell'angolino. Nella postazione centrale ci sono le telecamere della FIPAV. Ci sarà lo start and six. Anselmo, Barreca, Alessio, Corsetti, Fabio, Paolo Remo, Cimino, Claudio Cimino, Marco Pugliatti e l'Orlando Furioso, Peppe Orlando. E libero. Simone Puntorieri. Allenatore ovviamente Giacomo Tommasello, pronto, carico per questa sfida. Dall'altra parte bel volley, bel vedere. Vediamo se si vedono i numeri da qua, dall'angolino. Vediamo, numero 1 Cesareo Roberto, capitano. Numero 5 Bencardino Alberto. Numero, girati che non lo vedo, numero I don't touch, e li ho persi tutti. Allora, numero 10 Esposito Mattia, numero 9 Bencardino Carmelo, il 13 non pervenuto. C'è un 13? Qui è il 13. 16? No, non ce li abbiamo questi numeri. Il 5 è Bencardino Alberto. Abbiamo i numeri sbagliati nel bel volley. Come iniziare bene una finale, una di quelle che sono da ricordare. Vediamo. Sì, c'è un numero 16, Renato. Vado. Batterà bel volley, bel vedere qui al palazzetto di San Pietro a Maida. Ovviamente campo neutro. Tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro. L'attesa è finita. Si comincia. Capitano Cesareo al servizio. Corsetti. Bella Remo. Di Remo. A mettere a segno il primo punto. Ottima costruzione della Jolly. Buona la ricezione di Corsetti. Poi Pugliatti, ottimo a smistare il pallone per Remo, che colpisce bene. 1-0 quindi per la Jolly. Servizio di Peppe Orlando.
riceve il libero attacca dall'altra parte Remo, c'è l'ottima copertura, attacco dal posto 4, out. e poi out, secondo punto per la Jolly, 5 pronti. Era il numero 7 Fasano ce l'ho, io ne ho 5, ho fatto cinquina, 5 numeri ce l'ho, mi manca il sesto. Beppe Orlando al servizio ancora per la Jolly, jump float per lui, Lunghissima, che va out, e quindi primo punto per bel volley, bel vedere, 1-2. allora Iorio al servizio col numero 16 e non col numero 2. Punto Jolly intanto, 1-3, ottima la schiacciata, Gimino, Marco Pugliatti al servizio, Su Iorio pallone è rimandato out. di là, sì, ma è out. Un po' di confusione nel bel volley in questa ricezione, poi pallone buttato via, 1-4, ancora Pugliatti al servizio. Ricevuto, free ball per la Jolly, Barreca raccoglie, Pugliatti la smista per Fabio Remo, ancora una volta Fabio Remo che schiaccia bene. Uno 5. Servizio Jolly ancora con Marco Pugliatti, riceve il libero, pallone smissato verso posto 4, Santa Croce in bagger verso il suo capitano, tocca il muro, costruzione Belvedere, stavolta da posto 2, la schiacciata del numero 3, pallone toccato dal muro della Jolly, secondo punto, bel volley, 5 invece per la Jolly. Allora il numero 16 è Iorio, che non è, quindi non veste la maglia del libero, Gabriele. Il numero 13 non l'abbiamo. Servizio bel volley, riceve Puntorieri male, poi la palla arriva a Remo lo stesso, pallone corto, tacca dall'altra parte, Belvedere, tocca ancora una volta il muro della Jolly, terzo punto. Per la formazione cosentina, 3-5. Riceve Puntorieri, Pugliatti all'indietro verso Remo, tocca il nastro, si tuffa dall'altra parte. Iorio? Oh, Non c'è nessuno al centro. Fasano a scavalcare il muro della Jolly con un colpo leggero e riportare la sua squadra a -1. Bencardino Alberto al servizio. Corsetti male qui la ricezione, free ball quindi gestita verso posto 4 E si insacca. riaggancia il bel volley, il bel vedere, 5 pari a servizio con il numero 5 Bencardino. Chiamata formazione dal capitano Claudio Cimino. Bencardino, Puntorieri riceve, Corsetti costretto ad alzare, dall'altra parte schiaccia Remo, attacco centrale vincente del numero 9 Bencardino, ce ne sono due in campo, Albert Due fratelli, che è lo schiacciatore e Carmelo che è il centrale. A schiacciare è stato Carmelo Bencardino.
Al servizio ancora Albert Bencardino, dopo che il bel volley è passato in vantaggio. Puntorieri riceve Pugliatti verso Cimino, tenta e trova un ottimo pallonetto che manda in inganno il muro avversario del numero 7 Fasano. Il muro in discesa, le mani del muro colpiscono la palla, la fanno schizzare via, quindi non permettono una difesa ai compagni. 6 pari, Remo al servizio con la sua spin. Non è gestito bene da un bel volley per vedere, che infatti schiaccia. Fasano, Schiacciata perfetta di Fasano. sì, bella alzata, ha portato fuori tempo il nostro muro che non ha letto. Muravano sul centrale. E di nuovo avanti di uno. Fasano Carmine al servizio. Pallone su Puntorieri che stavolta riceve bene, smistato per Alessio Corsetti, colpisce forte e colpisce il muro del numero 1 Cesareo, riaggancia la Jolly. 7 pari. Fanno sentire i tifosi della Jolly. Anselmo Barreca al servizio. Out. Perché questi... Altro errore al servizio per la Jolly con i suoi 2 centrali, prima Orlando, adesso Barreca. Esposito Mattia al servizio. Spin anche per lui che finisce sulla rete, da un errore al servizio ad un altro. Di nuovo in vantaggio la Jolly. 7-8, Claudio Cimino al servizio. 8-8 io, come mai? Sì, 8-8. Ah, ok. Io non lo vedo il tabellone. Non è teso, ricevuto dal libero, smistato poi nell'altro campo. Non si fa fregare la Jolly che poi colpisce male con Remo. In pipe. E passa nuovamente in vantaggio. Bel volley, bel vedere. Non possiamo inquadrare i trofei che sono dall'altra parte del palazzetto, alla vostra sinistra, all'angolino sinistro. Pallone su Corsetti, Pugliatti, attacco centrale di Remo, in pallonetto, free ball, ci arriva Puntorieri, Pugliatti al centro, stavolta forte, Peppe Orlando che carica il suo braccio e colpisce forte. Alessio Corsetti al servizio. 9 pari. Corsetti e la sua jump float ricevuta, pallone che tocca il muro composto da Orlando e Pugliatti e finisce out. 10° punto, Belvedere. Servizio il numero 1 Cesareo. Riceve Puntorieri, Pugliatti al centro, cercato ancora Peppe Orlando, pallone che passa sotto la rete dopo il pallonetto di Peppe Orlando non ricevuto. 10 pari, proprio Peppe Orlando ad andare al servizio per la Jolly. Stavolta pallone teso, ricevuto dal libero. Tacca da posto 2. Il bel volley, bel vedere. E passa nuovamente in vantaggio, 11-10. Pallone teso su Puntorieri, Pugliatti dall'altra parte per Remo, forte la sua schiacciata. Recupera il numero 7 Fasano, pallone nel campo della Jolly nuovamente, cercato Cimino dietro
pallonetto per lui. Poi l'attacco Muro. curato da Anselmo Barreca, un grandissimo monster block. 11 pari. Marco Pugliatti, pallone ricevuto, ottima la coordinazione del numero 7 Fasano, bellissima l'alzata per lui e schiaccia con tutta la sua forza nel campo avversario. 12-11. Servizio bel volley, nuovamente in vantaggio, pallone out, letto bene dai giocatori della Jolly, lasciano sfilare in linea di ricezione. 12 pari quindi il punteggio, a punto le due squadre. Fabio Remo al servizio per la Jolly, È lunga, no. tacca ancora una volta, forte, sempre Fasano, sta creando problemi alla Jolly. Il muro non riesce a contrastare il suo attacco e passa nuovamente in vantaggio. Bel volley. Servizio bel volley, pallone su Corsetti, Cimino, parallela, e riaggancia il punteggio la Jolly. 13 pari con il suo capitano Cimino, mentre si prepara Barreca a fondo campo per il servizio. su Iorio, Fasano, Stavolta viene tiene preso. Remo, Corsetti, tocco del muro, Sì, e te anche in penso campo. sia infatti anche il pallone schiacciato da Corsetti. Passa in vantaggio la Jolly. In quell'azione è stato preso l'attacco di Fasano per la prima volta. Barreca al servizio. Su Iorio che si distende, E si ferma sul nastro. Esposito invece spreca. (13-15) il punteggio. Break Jolly. Ancora al servizio Sì, con Anselmo molto Barreca. lunghe queste battute di Anselmo Barreca, al limite del campo, e Iorio vedete come deve ricevere. Esposito, poi Questa la volta brutta ricezione errore di ricezione di Anselmo Barreca. di difesa, anzi, di Barreca che non No, chiude difesa. bene il bugger. 14-15 quindi il punteggio, di nuovo a -1. Bel volley, non vediamo i numeri da qua sotto. Numero 10 Esposito al servizio. Spin per lui, out, Out. lascia sfilare Remo. Cimino al servizio. 14-16. Corta e passa. Sì, passato. Remo in pipe, forte sul libero, pallone che viene recuperato da Iorio e poi si ferma sul nastro Di l'attacco nuovo di Cesario. Esposito. No, Cesario ho visto. Il 10. Numero 10 Esposito Mattia. Ok. Avanti di 3 la Jolly. Ancora Cimino al servizio. Iorio. E Iorio in schiacciata. C'era Remo a fondo campo, Corsetti poi
Prende il libero. Dietro ancora. Si tuffa lo Scugnizzo di Siderno, ma non c'è niente da fare, la palla era troppo lunga. Ed è sempre Fasano a schiacciare forte per il bel volley. 15-17. Carmelo Bencardino al servizio. Sul remo. Hop. Non ci arriva. Non ci è arrivato Peppe Orlando su questo pallone servito da Pugliatti. È andato a vuoto Peppe Orlando. E di nuovo a -1 per il volley. Adesso al servizio. Corsetti riceve. Pugliatti la smissa proprio verso Corsetti. Ed è in campo. Lasciano questa palla lunga di Corsetti. In corsa cerca di raggiungere quella palla. 16-18. Tocco lungo e punto. Proprio Corsetti al servizio per la Jolly. Smistato il pallone verso posto 4. E Iorio fa vedere anche che sa giocare da schiacciatore, oltre che un bel libero. Abbiamo visto begli interventi nella partita di campionato. Sì. Servizio per il volley su puntorieri. Pugliatti, Remo, schiacciaforte, c'è il libero avversario. Poi Orlando a schiacciare su questo pallone che era tornato nel campo della Jolly. Impreparata qua la difesa del bel volley, bel vedere. Quattro cambio. 17-19. Anselmo Barreca ed entra Antonio Melara. Ora vedremo l'URL di Melara. Da centrale in tribuna è presente Samuele Aprile, ex giocatore della Jolly. Peppe Orlando intanto al servizio. Ed è out, non ne ha mandata una in campo Peppe. Altro errore al servizio per Peppe Orlando. 17-18. Servizio per il volley. Iorio al servizio. 18 pari, scusate. No, 18-19. Ci siamo persi con i punti. Servizio per il volley. Out. Sì, è out. Possiamo avere anche il replay dalla regia. È out, sì, il pallone. 18-20. Sì, sistemato il punteggio al palazzetto. Intanto Pugliatti alla battuta. La smissa, il lanzatore del muro di Remo. Ancora Fasano dall'altra parte. Pugliatti verso Remo, schiaccia sul libero, pallone che torna nuovamente nel campo della Jolly. Pugliatti stavolta all'indietro per Cimino che viene murato in solitaria dal numero 10 Esposito e si riporta a -1. Bel volley, bel vedere. Loro. (19-20) per noi, sì. Servizio bel volley, out. Due errori consecutivi al servizio, tutti e due out i palloni per la formazione cosentina. 19-21 Jolly, che adesso è al servizio con Remo che non effettua la spin. Ancora schiacciata. Forte. Ancora Fasano. Sempre lui. Ricercatissimo dal suo alzatore Cesareo. Fasano al servizio. Su Corsetti.
e Corsetti che deve rincorrere la palla. Questa volta c'è copertura a fondo campo del libero, anche il nostro alzatore ha dovuto fare un recupero. Palla sbucciata dal nastro, Puntorieri non ci arriva bene. 21 pari. È il pallone che è finito qui da me. 21 pari. Time out chiesto da coach Tomasello. Primo time out di questo set. Vediamo Tomasello parlare con i suoi. Telecamera un po' fuori fuoco. Vediamo se... Ecco, ora va meglio. Fischia l'arbitro. Squadre che possono rientrare in campo. 21 pari. Poi vai a controllare come si chiama il libero. Puntorieri a ricevere su questo servizio Cimino, Muro. Monster block su Claudio Cimino. Numero 10 Esposito. E se non mi sbaglio anche il numero 7 Fasano. Passa in vantaggio, quindi bel volley, bel vedere. Fasano al servizio a rete. Sbaglia Fasano. Di nuovo parità tra le due squadre. Loro ne hanno 33, noi ne abbiamo 33. Questo gol. Melara al servizio. Parata del libero. Ace per Melara, il libero non riesce a sollevare questo pallone. Non abbiamo il nome del libero avversario. E stavolta a chiamare time out il bel vedere con coach Brancato. Di nuovo in campo le squadre qui al palazzetto di San Pietro a Maida. (22-23). Melara al servizio. Non una bellissima ricezione, buono l'attacco centrale. Cimino a recuperare questo pallone, Pugliatti che lo rimanda nell'altro campo. Quindi free ball, costruzione, bel volley, muro della Jolly. Tuffo del libero. E altra free ball. Remo, poi Pugliatti, la Corsetti, per Corsetti palla. che tocca quanto basta questo pallone con l'aiuto del nastro. E con la mano sinistra. Mandando anche in ritardo il muro avversario. 22-24, set point per la Jolly Cinquefrondi. Altro time out. Sempre chiesto da bel volley bel vedere e da coach Brancato. Di nuovo in campo le due squadre.
Servizio Jolly con servizio di Antonio Melara. Sul pallone che era libero lungo, ma la prende il libero avversario. Iorio alza, è out questa palla. E si chiude qua il primo set. 22-25 il punteggio. Jolly 1, Bel Volley Belvedere 0. E si sentono urlare con gioia i tifosi della Jolly. Le squadre che prendono posizione nelle panchine. Noi ci risentiamo tra pochissimo. E allora 1-0 dopo la fine del primo set qui al Palazzetto dello Sport di San Pietro a Maida. Intanto vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, la nostra pagina Facebook e Instagram Edicola di Pinuccio. Iscrivetevi a questo canale YouTube, anche sul nostro sito continuate a seguirci www.edicoladipinuccio.it. Fischia adesso l'arbitro. Finisce la pausa tra primo e secondo set. Squadre nuovamente in campo per Bel Volley Belvedere. Numero 5 Bencardino Albert. Numero 16 libero. Il numero 13, il libero Gagliardi. Il numero 7 Fasano. Il numero 10 Esposito. Il numero 16 Iorio. Il numero 1 Cesareo. E poi il numero 9 l'altro Bencardino Carmelo, che lascia il posto in questo momento al libero che abbiamo scoperto come si chiama. Sì. Gagliardi. Invece per la Jolly stesso sestetto iniziale: Corsetti, Cimino. Corsetti al pallone raccolto e mandato nella free ball. Jolly che costruisce con l'attacco centrale di Peppe Orlando. Ha tentato il muro Iorio, ma il pallone che si è insaccato, quindi primo punto della Jolly. Dicevo, Jolly con Corsetti, Cimino, Orlando, Pugliatti, Remo, puntorieri, e l'altro centrale che è Melara e non Barreca. Riceve il numero 10 Esposito, attacca poi Iorio molto forte, si coordina bene, manda il pallone a fianco del muro e non riesce a tenere in gioco il libero della Jolly, Simone Puntorieri. 1 pari. Servizio Bel Volley con Cesareo. Attacca Fabionino, molto bene. Abbiamo visto proprio, eravamo nella diagonale giusta per gustarci questa schiacciata di Remo.
e poi Gagliardi che non è riuscito a sollevare il pallone. Non è riuscito a inginocchiarsi in tempo. 1-2 il punteggio. Orlando al servizio, jump float per lui, pesa sul numero 10 Esposito, costretta Tripol. Tripol. Stava per cadere, sì, nel campo. Remo sfrutta questa volta il muro, carambola la palla a posto 1. Terzo punto Jolly, quindi dopo questo tocco del muro avversario. E vediamo Peppe Orlando che si prepara nuovamente al servizio. Jump float ancora. Su Gagliardi, Iorio, perfetto. Free ball. Sì, Fasano costretto alla free ball. Remo ci riprova Mamma e mia. piega le mani del capitano Cesario. Ma guarda che alzata che ha fatto Pugliatti da una parte all'altra del campo. Sì, Molto bravo. dal posto del secondo arbitro Sì, a posto 4. posto 2. Non era da posto 2. Posto 2. Non era da posto 2, era oltre. Era dal posto sì. dell'arbitro a posto 4. Sì. 1-4 il A punteggio. posto 2, scusate, ma sono girato io. Sono girato. No, è posto 4 quello che sto dicendo, Gabriele, quello è posto 4. È posto 2 Renato. Di là è posto 2, di qua è posto 4. Fasano e Bagher, free ball per la Jolly, attacco centrale di Melara, bravissimo a colpire il pallone. Quinto punto Jolly, avanti di 4. E abbiamo visto l'URL www.melara.it. Peppe Orlando ancora Gagliardi. libero Gagliardi, attacca Fasano. Doppia, sì, del lanzatore Cesareo. Sesto punto quindi per la Jolly e chiama time out, bel volley col Dicevo, coach Brancato. Gabri, il posto 2 che dici tu era quello dell'arbitro e quindi il posto 4 è quello dall'altra parte. Aspetta. Posto 2 di qua, e di là il posto 4 allora. Di là il posto 4. E questo è il posto 2. Questo è 2. E questo è 2. Questo è 2, di là il 4. Oh, scusate, stavamo parlando di Gagliardi, Iorio, botta, botta di Iorio e lo tenevano come libero. Ha un bel colpo Iorio e non è il primo. Riceve Ad una mano Murato Remo, pallone che gli cade alle spalle, non se ne è accorto. controllava se dietro ci fosse copertura. Sì. Anche buona battuta Iorio. Si riporta a -3, bel vedere. Ancora Iorio, sempre su puntorieri, preso di mira. Remo si schiaccia forte, schiaccia anche Fasano dall'altra parte. Pugliatti, puntorieri, e poi Muro che copre Pugliatti. Attacca Remo, costruzione. Poi il numero 10, non c'è nessuno dietro al muro.
pallonetto, falangetta di Claudio Cimino. Quattro, sei, Out. out. Mi è piaciuta la corsetta di Cimino per schivare questo pallone. 4-7 più 1 Jolly. Marco Pugliatti al servizio. È out. Deve prendere le misure la Jolly al servizio. Ancora un altro errore al servizio. 5-7. Al servizio il numero 5 Bencardino Albert. Puntorieri Out lascia anche sfilare. Out anche questa. Diciamo che anche il Belvedere sta sbagliando parecchi servizi. Tentano le palle lunghe, Gabriele. Remo che Remo. non va più in spin. Primo tempo, Di Bencardino. non si coordina Cimino. Era difficile in ogni caso. Ottimo l'attacco di Bencardino Carmelo. 6-8. Passano al servizio. Su Puntorieri. Attacca dall'altra parte Esposito, c'è il muro della Jolly. Ancora Esposito, pallone lungo, c'è Remo a fondo campo, Pugliatti dall'altra parte del Bello. Corsetti. Ottima la sua schiacciata. Bella lazzata di nuovo da posto 2 questa volta e non dal posto dell'arbitro. 6-9 il punteggio. Antonio Melara incaricato del servizio. Serve, Colpisce forte. sacca questa schiacciata di Esposito. Ha colpito abbastanza forte. Muro non compatto della Jolly. Muro staccato da rete, Esatto. come dicono mani non invadenti. Ed è lo stesso numero 10 Esposito Mattia al servizio che lascia sfilare ora Remo. Out anche questa. 7-10. Continuano gli errori al servizio. Claudio Cimino per la Jolly, il capitano della squadra. Il numero 10 sul numero 16 Iorio, cercato proprio Iorio che schiaccia bene tra le braccia del muro avversario questo pallone. Bravo Iorio. Questa volta il muro non era compatto e passa esattamente in mezzo ai due giocatori della Jolly. Sì, Pugliatti e Orlando. 8-10 Belvedere al servizio con il numero 9 Bencardino. Su Puntorieri deve rincorrere E poi un po' di Free confusione ball. dopo il tocco del